Le azioni tampone annunciate con enfasi da alcuni colleghi della maggioranza per risolvere la carenza di personale nelle unità operative degli ospedali dell'Agrigentino e nel caso specifico nella chirurgia dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì non devono farci distrarre di fronte a una cronica emergenza che riguarda l'intera isola e che non risolve affatto con i pannicelli caldi. E quanto ha dichiarato il capogruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana, il saccense Michele Catanzaro, dopo la corsa affannosa a risolvere un problema del reparto dell'ospedale agrigentino chiuso dallo scorso sabato per carenza di personale a seguito delle dimissioni volontarie di un dirigente medico annunciate già lo scorso dicembre, che come tanti altri hanno scelto di lavorare in una struttura privata. Prendiamo atto delle dichiarazioni del commissario dell'ASPI di Agrigento Mario Zappia in ordine alle immissioni in servizio di 2 chirurghi, che avverrà la prossima settimana, afferma il parlamentare del PD Catanzaro, ma continua a essere gravissimo che i manager siano costretti sempre a metterci una pezza e a giustificarsi dicendo che in Sicilia ci sono difficoltà a reclutare nuovi professionisti. Lo dicevamo con il precedente governo regionale e lo ribadiamo ancora oggi, aggiunse il parlamentare regionale del PD Catanzaro. Di fronte a un'emergenza assoluta come quella che riguarda la sanità, occorrono interventi straordinari e di emergenza. Il presidente Schifani e l'assessore Volo non possono scaricare sui manager le loro responsabilità, non possono dire ai sindaci che protestano ogni giorno che al rinnovo delle nomine dei commissari nelle ASP i problemi saranno risolti. L'assistenza sanitaria pubblica deve operare con competenze e programmazione, non con una quotidiana approssimazione. Catanzaro nei giorni scorsi aveva già presentato un'interrogazione riguardante il rischio di chiusura della chirurgia dell'ospedale di Canicattì, segnalando inoltre gravi disservizi anche nei poliambulatori di Naro e Racalmuto, in cui adesso si aggiunge anche il paese di Montallegro. Nei mesi scorsi avevo anche sottolineato le gravi disfunzioni in altre strutture in tutta la nostra isola, denunciate da medici e cittadini. Quindi, conclude Catanzaro, se l'attuale governo vuole ridurre l'offerta sanitaria pubblica per coprire i danni in bilancio, fa un gravissimo errore. I siciliani sono già messi a dura prova, siamo pronti insomma a guidare la protesta dei cittadini contro le falle del centrodestra e i limiti della sua burocrazia.